Pensiero del giorno, mercoledì 6 novembre. Mettere a disposizione le nostre capacità. Il termine dono o carisma, come viene abitualmente chiamato in greco, non si riferisce solo alle grazie di cui Dio arricchisce coloro che devono governare la Chiesa, né si riferisce solo a quei doni straordinari come la sapienza, la conoscenza, il dono di operare miracoli e altri. Il dono o carismi non sono solo questi, ma anche quelli più semplici che molte persone possiedono e che si notano per il bene che producono. Lo Spirito Santo è all'opera. Inoltre possiamo chiamare doni o carismi anche i talenti naturali. Ognuno ha i propri. Come usarli? Dovete pensare a come sfruttarli al meglio, perché vi sono stati dati non solo per voi stessi, ma per il bene di tutti. La varietà dei doni è immensa, ognuno ha il suo e quindi ha una funzione specifica nella comunità. Riuscite a immaginare una chiesa in cui tutti i cristiani, dai bambini agli adulti, facciano tutto il possibile per offrire i loro doni agli altri? L'amore reciproco acquisterebbe una tale consistenza, una tale ampiezza e un tale rilievo che i non cristiani sarebbero in grado di riconoscere i discepoli di Cristo da esso. Chiara Lubi, estratti dal commento alla Parola di Vita, gennaio 1979. Parola di Vita, novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.